Oggi noi di Italia dei Valori depositiamo e presentiamo quello che a nostro giudizio sono i limiti di un decreto che il tempo dimostrerà essere un decreto incostituzionale, che avete presentato come decreto salva Ilva, decreto ad aziendam, ma che di fatto è un decreto che non salva né la città di Taranto né i lavoratori dell'Ilva. Io dico, possiamo fidarci di lei, Ministro? Possiamo fidarci di lei che propone l'evacuazione dei tamburi, del quartiere Tamburi, come soluzione al problema dell'Ilva? Possiamo fidarci di lei, Ministro, che presenta un decreto che è assolutamente un decreto pro Riva, lei che in una intercettazione telefonica Archinà definisce uomo nostro, quindi amico di Riva. Però prima di arrivare al provvedimento bisognerebbe spiegare cosa è accaduto in questi 20 anni a Taranto, quando nel 96 lo Stato ha svenduto l'acciaio a un imprenditore che si dimostra essere un criminale e che per 20 anni ha messo sotto ricatto il Paese. In questi anni Riva ha fatto enormi profitti e in 17 anni ne ha reinvestiti 2,7 miliardi. Oggi, solamente oggi, per ambientalizzare l'Ilva ne servirebbero 4 di miliardi. E per 20 anni Riva ha commesso reati odiosi consapevolmente come l'inquinamento ambientale, la contaminazione di cibo e falde, ha ammazzato cittadini di Taranto e lavoratori. Tutti sapevano, tutte le istituzioni. Ministro, noi abbiamo incontrato il procuratore della Repubblica di Taranto Sebastio e ci ha fatto leggere le missive che dal 2000 mandava sistematicamente al Ministero, ai presidenti delle regioni, ai presidenti delle province, ai sindaci, mettendo in guardia, dicendo che la situazione a Taranto era grave e rischiava di esplodere. Tutti hanno guardato da un'altra parte. Nel frattempo però a Taranto veniva prodotto il 95% di diossina e i valori di benzopirene, che è un cancerogeno, sforavano i limiti concessi dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. A fronte di tutto questo, invece di imporre a Riva la legge, è stata cambiata la legge per Riva, come nella vicenda nota del 2010 con il benzopirene, e così Riva ha potuto inquinare Taranto per legge. In cambio però garantiva occupazione e in cambio però ha garantito anche il salvataggio di Alitalia. L'inchiesta dei magistrati ha dimostrato l'esistenza di un sistema, il sistema Riva, con cui l'Ilva si comprava il silenzio di tutti, del clero, della stampa, dei sindacati, degli amministratori e anche dei politici. Ora ci volete costringere a scegliere tra lavoro e salute. Ora ci dite che 40.000 posti di lavoro sono a rischio. Ora ci dite che è a rischio la politica industriale del Paese. Questo decreto non risolve i problemi di Taranto, perché è un decreto contro i magistrati, contro la Costituzione. Il Governo avrebbe dovuto invece confiscare i beni del latitante Riva, costringere ad ammodernare gli impianti anche attraverso un processo di nazionalizzazione dell'impresa. Noi presenteremo un emendamento come Italia dei Valori che propone, attraverso la Cassa Depositi e Prestiti, di mettere quei soldi che Riva non vi garantirà, perché Riva è latitante, non c'è. Voi fate un decreto quindi per aggirare i provvedimenti giudiziari e sanare Riva. È un provvedimento che aprirà, Ministro, uno scontro tra poteri dello Stato, tra il potere giudiziario e quello legislativo, e violate in questo modo
la Costituzione per l'equilibrio dei poteri, ma violate gli articoli 32 e 41 della Costituzione. L'articolo 32 che prevede che il diritto alla salute è inviolabile e voi con questo decreto rimuovete i sequestri giudiziari e consentite a un'azienda che non è in norma di continuare a inquinare e ad uccidere la salute dei cittadini tarantini. È l'articolo 41, perché la libertà d'impresa deve sposarsi con l'impegno sociale di chi fa impresa nel rispetto della dignità umana. Nel decreto che voi presentate, al comma 4 dell'articolo 1, fate danni peggiori, perché per evitare l'incostituzionalità estendete a tutti i siti di interesse industriale strategico nazionale con almeno 200 dipendenti la possibilità che i provvedimenti giudiziari di sequestro possano decadere, cioè si può continuare a produrre infischiandosene dei provvedimenti giudiziari. E al comma 3, sempre dell'articolo 1, trasformate quello che è un reato di codice penale in un reato amministrativo. Ne renderete conto alla Corte Costituzionale, perché trasformate quello che è un reato penale in una sanzione amministrativa che riguarda il 10% del fatturato dell'impresa. Di fatto state sottomettendo l'autonomia e l'indipendenza della magistratura al volere e alle scelte del governo. Riva, però, da latitante, continua nella sua opera di ritorsione nei confronti del Paese e oggi annuncia 4.000 licenziamenti perché non gli consentivate di dissequestrare il prodotto finito di acciaio. Ma l'uomo nostro ha presentato oggi un emendamento al decreto legge che prevede il dissequestro di quei prodotti che sono stati posti sotto l'interdizione del magistrato di Taranto. Voi avete detto che questo non è un provvedimento ad aziendam, eppure nell'emendamento che voi presentate c'è scritto specificamente, per quanto riguarda l'azienda Ilva, che non valgono più i sequestri dei prodotti finiti che sono bloccati lì, e il GIP ha spiegato le ragioni, perché se continua a fare profitto, quel profitto serve non per ammodernare l'azienda, ma serve per continuare ad inquinare. Lei, Ministro, sta facendo scempio del diritto. Questo decreto sarà bocciato dalla Corte Costituzionale perché è un decreto vergogna. Chi approverà questo provvedimento, chi approverà in aula questo provvedimento, deve mettersi la mano sulla coscienza, perché si rende complice di un genocidio. Io voglio solo citare alcuni dati, che sono dati ufficiali. A Taranto in 7 anni ci sono stati 11.550 morti, 1.650 ogni anno. Per cause cardiovascolari, per neoplasie, per motivi respiratori, ci sono stati ogni anno 27.000 ricoveri. Secondo il rapporto Sentieri c'è un'incidenza di mortalità maggiore a Taranto del 14% per gli uomini, dell'8% per le donne, del 20% per i bambini sotto 1 anno, e questa percentuale aumenta man mano che ci avviciniamo al quartiere Tamburi, del 211% in più per un tumore che si chiama mesotelioma e che è legato all'utilizzo di amianto. Chi in quest'Aula ha preso finanziamenti da Riva, quanto è meno eviti di votare. Liberi questo Parlamento dall'ipocrisia. Il lavoro e la salute non si garantiscono facendo scempio delle regole e della legalità, ma rispettando la legge, mettendo soprattutto sopra di tutto il diritto e la Costituzione, applicando la normativa comunitaria del chi inquina paga. Il latitante Riva deve pagare e soprattutto deve investire 4 miliardi di euro per mettere a norma l'azienda. Questo, Ministro, è l'unico modo per garantire insieme lavoro e salute, e per questo noi, attraverso questo provvedimento di
pregiudiziale di incostituzionalità. Grazie. Chiediamo a questo Parlamento di votare perché il decreto sia reso incostituzionale. Grazie. Grazie.